Rieccoci per Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì e come di consueto vi ricordo, ci facciamo un po' di pubblicità, siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, ospite il professor Luigi Dalpaus, ingegnere e professore emerito idraulico dell'Università di Padova, che abbiamo l'onore di averlo qui, anzi lui è uno dei primi perché come abbiamo detto nella sua scheda, come abbiamo visto nella sua scheda, sicuramente è un volto molto importante per quanto riguarda la difesa del territorio e quello che ha fatto e anche nel servizio che abbiamo appena visto, quei 3 miliardi stanziati da una sua idea per salvaguardare il territorio. Beh, è un'idea, io ho partecipato assieme ad altri. Però si chiama Dalpaus. Sì, vabbè, perché poi insomma in qualche modo è un argomento sul quale ho un certo bagaglio di conoscenze. E ce lo racconti questo bagaglio di conoscenze? Questo... ci alleghiamo, insomma... Sì, ma questo nasce appunto con le attività fatte tanti anni fa per conto della Commissione De Marchi, un piano che secondo me era formidabile perché se uno leggesse ancora quei documenti troverebbe che sono a distanza di 50-60 anni attuali, quanto mai attuali. Purtroppo di quelle opere noi non siamo stati in grado di realizzare niente di fatto. L'unica grande struttura pensata nell'ambito della Commissione De Marchi per la difesa dalle piene del Cellina Meduna Livenza è stata la diga di Ravedis, che non proprio edificante dirlo, partita negli anni '80 è ancora da collaudare, quindi abbiamo dato una dimostrazione di grande incapacità da questo punto di vista. Però dopo la piena del 2010, che fortunatamente ha interessato soltanto il bacino del Bacchiglione fondamentalmente, direi che qualcosa è cambiato e lo ha anche illustrato l'assessore Bottacin nel suo intervento che abbiamo sentito. È incominciata una strada che sarà lunga, ma se verrà perseguita ci porterà dei risultati importanti, non soltanto sul Brenta Bacchiglione, che è il bacino fondamentalmente interessato fino ad oggi dagli interventi, ma anche negli altri bacini, perché deve essere chiaro che nessuno dei fiumi veneti in pianura è in condizioni di sicurezza idraulica. Forse lo è l'Adige se non interpongono ostacoli nell'entrata in funzione della galleria Mori Torbole, che ecco, lo spieghiamo in maniera che anche i telespettatori riescono a capire cosa vuol dire un'insicurezza totale. L'Adige mi sta dicendo ora che è abbastanza sicuro, diciamo, rispetto... se interviene quella grande opera pensata ancora prima della Seconda Guerra Mondiale, ma poi realizzata dopo la conclusione della Seconda Grande Guerra Mondiale, perché quell'opera permette di scolmare fino a 500 metri cubi secondo, facendoli defluire dall'Adige dentro al lago di Garda. Ed è stata un'opera che ha dato un contributo decisivo in molte situazioni, nel 65, appena conclusa, nel 66, anche recentemente, no? In occasione della tempesta Vaia, ha dato il suo contributo fondamentale. L'uomo vuole, mette in sicurezza il territorio e difficilmente, tranne casi... la sicurezza in senso assoluto non esiste. È vero, è impossibile. Però diciamo che quelle cose che sono successe potevano benissimo e possono benissimo essere evitate certo. A questo livello. Molte situazioni possono essere rimediate. Cosa bisognerebbe fare? Bisogna perseguire, da una parte bisognava perseguire il piano De Marchi, no? Ricordiamolo, perché io non lo ricordo, se lei mi aiuta a ricordarlo. Il piano De Marchi, il professor De Marchi era un professore di idraulica che dopo la grande alluvione del 66 fu chiamato dallo Stato a presiedere una commissione che individuò quali erano gli interventi che era necessario attuare per mettere in condizioni di sicurezza
tutti i fiumi del Veneto e anche quelli della Toscana, che in quell'occasione furono interessati da piene disastrose, basti ricordare quanto è successo a Firenze. Purtroppo quel piano, dopo alcuni anni iniziali in cui c'è stato grande entusiasmo e sembrava che si andasse nella direzione auspicata dal professor De Marchi, quel piano è stato via via abbandonato, perché poi sono incominciate le opposizioni a livello locale. Diciamo la verità, anche nella nostra regione, no? C'è della gente che ha un'idea molto strana del vivere in una società complessa come è quella nostra, no? Questi si oppongono assolutamente che qualsiasi intervento venga fatto nel loro territorio, mentre sono ovviamente indifferenti o favorevoli a che quegli stessi interventi si facciano da qualche altra parte. Ora questo evidentemente è un atteggiamento inaccettabile, perché un certo tipo di opere non si può fare dovunque. Ci sono dei siti dove si possono fare e queste opere danno un beneficio rilevante, e ci sono situazioni in cui invece è molto più difficile, costoso ottenere gli stessi risultati con opere che fossero realizzate. Da questo punto di vista io credo che bisognerebbe smetterla di pensare a una Italia e a un Veneto fatto da tanti comunelli, no? Bisognerebbe fare una città metropolitana, ma è difficile. No, bisognerebbe che qualcuno, quando obietta rispetto a certe soluzioni ingegneristiche, non obiettasse soltanto chiacchierando, ma dimostrando che quelle soluzioni che vengono proposte sono sbagliate in aspetti che devono essere evidenziati, e che la soluzione alternativa è quest'altra che produce gli stessi benefici. Se non si fa questo, chiacchieriamo, potrebbe essere un lunedì al bar quando si discute dei risultati delle partite di calcio. Senti, allora semplifichiamo, allora facciamo un gioco io e lei, mettiamo in sicurezza la regione Veneto, dai fiumi, da Vicenza, magari non entriamo nell'idrovia perché poi è un servizio a parte anche su quella, e quindi andremo a fare un ragionamento anche su quella opera incompiuta. Facciamo un ragionamento per salvare il salvabile della nostra regione, da alluvioni, da situazioni ovviamente che creano disagi per chi ci abita, soprattutto vicino ai fiumi. Le prime cose che bisogna fare nel suo piano che lei ha presentato e che è già iniziato è pulire. Mi racconti quali sono? Ma sì, ovviamente gli interventi di manutenzione, che sono manutenzione ordinaria ma anche straordinaria, sono fondamentali. Non è che uno possa pensare di non intervenire in questo modo, no? Perché qualsiasi opera venga realizzata poi ha necessità di essere mantenuta nel tempo, e se non si fa questo si corre il rischio di perdere l'opera e ovviamente anche i benefici. Nel caso specifico del Veneto e dei fiumi veneti più importanti, io credo che sia fondamentale condividere un concetto. Tutti i corsi vallivi dei nostri fiumi in pianura sono inadeguati per contenere le massime piene che vengono da monte, e quindi la soluzione alternativa, che è quella indicata dalla Commissione De Marchi, è quella di ridurre i colmi di piena che vengono da monte al corso terminale dei nostri fiumi, fare dei bacini degli invasi per la trattenuta temporanea dei colmi di piena. E qui nascono le contraddizioni e i contrasti, in buona sostanza, e forse anche l'indecisione della politica, perché in alcuni casi si tratta di interventi importanti, interventi che possono toglierti tanti voti e magari dartene qualcuno, ma se uno incomincia a contare i voti che perde rispetto a quelli che guadagna, e poi condiziona il suo atteggiamento
a questo confronto non si va da nessuna parte. Nel progetto dei 3 miliardi che abbiamo visto prima, che spiegava Denis Maran nel servizio, ovviamente sono compresi anche dei bacini, giusto? Certo. E hanno iniziato, visto che ovviamente manca ancora molto, come diceva lei, come ha detto lo stesso assessore Bottacin, alla conclusione di quel progetto che voi avevate fatto? No, insomma, io direi che si sta facendo qualcosa o si è fatto qualcosa di importante nel bacino del Brenta Bacchiglione, ma per esempio, restando al Bacchiglione che interessa anche Padova, è fondamentale che si facciano alcuni interventi nel bacino dell'Astico, affluente principale del Bacchiglione, perché l'Astico da solo è in grado di mettere sotto Padova. I sindaci di Padova hanno vissuto così, non so dove, no? Non rendendosi conto di quanto sia pericolosa la situazione della città di Padova dal punto di vista della sicurezza idraulica, perché Padova nel 66 si salvò dall'alluvione in quanto l'Astico ruppe a Bolzano Vicentino, uscirono 40 milioni di metri cubi d'acqua e a Padova la portata massima fu di 600-650 metri cubi secondo e poté essere gestita, convogliata ovviamente dallo scaricatore e poi gestita a volta a barozzo tra le due direttrici che si possono utilizzare, che sono il Roncaiette da una parte e dall'altra il canale di San Gregorio, Piovego-Brenta. Però tutto questo, no, deve essere attentamente valutato, perché nel 2010 siamo stati ancora fortunati, se parliamo con riferimento a Padova, perché c'è stata l'esondazione del Bacchiglione a Monte di Vicenza e a Vicenza, c'è stata la rotta a Veggiano e Padova in quella situazione si è salvata proprio. Ponte San Nicolò si è rotta un po'. Si è Ponte... rotta o l'hanno rotta? Non si capisce mai qui. Io penso che si sia rotta, non credo che si possano così fare queste dietrologie, insomma. Vengono ripetute, sì, no? Sì, per ma non inondare, vengono ripetute, delle volte uno quasi ci crede anche magari se non è vero. No, si è rotto un argine in corrispondenza a un'opera idraulica, no? A una chiavica, e probabilmente è un fatto naturale in sostanza. Senta, io voglio parlare del Veneto, però visto che lei ha accennato Padova è una città d'acqua, insomma, vedo dei filmati. Ho letto sul libro, non so che addirittura tra Padova e provincia sono quasi 4.000 chilometri di canali, di fossi, di tant'altro così. Li hanno quasi tutti interrati. E questo influisce su quello che stiamo ragionando, oppure se fatto bene è ininfluente interrare? Questo è importante soprattutto perché se noi guardiamo alle situazioni che si sono presentate, no? Abbiamo avuto problemi per inadeguatezza del grande sistema idrografico, ma abbiamo avuto anche problemi di allagamento locale per inadeguatezza e insufficienza dei corsi d'acqua minori, e qui incide notevolmente il tipo di intervento al quale lei ha fatto riferimento, cioè sostituire al posto di un fosso un tubo, toglie invaso, che è un elemento fondamentale per moderare i colmi di piena. Certo che a Padova ne hanno tolti molti. Sì, ma a Padova hanno fatto tante cose che non funzionano, secondo me, perché hanno creato una commistura fra rete di fognatura e rete di bonifica dalla quale è difficile uscire, no? Perché molti collettori fognari buttano dentro al sistema idraulico minore, e questo non va bene. Sì, poi, li hanno uniti, poi certi comuni li hanno addirittura uniti, cioè la parte fognaria con... Adesso io posso citarne uno, ma spero che questi ai quali farò riferimento non si offendano, ma trovo che Rubano e Selvazzano siano due esempi di come non si dovrebbe fare quando si urbanizza un territorio, si costruisce una rete di fognatura e la si scarica sul primo canale che passa là vicino. E quindi... Questo è un fatto grave. Ma chi glielo permette?
il sistema, cioè non c'è una legge che prevede, certo, che ma dice, certamente non si può fare questo, ma certamente allora se l'hanno fatto per quale motivo? I primi ad opporsi dovevano essere i consorzi di bonifica, perché i canali della bonifica sono nati e sorti solo per drenare le acque da un territorio agricolo. Quando noi andiamo a introdurre in un canale di bonifica le acque drenate da un territorio urbanizzato, facciamo un'operazione da incoscienti, perché se un territorio agricolo risponde a una precipitazione importante con un contributo specifico di 5-10 litri secondo per ettaro, un territorio urbanizzato può contribuire con 150-200 litri secondo per ettaro, e quindi lei capisce bene quanto sia difficile a un canale di bonifica progettato per sopportare contributi specifici di 5-6 litri secondo per ettaro sopportare questi. Mi aiuti, Serrazzano Urbano, quell'acqua che è unita tra la parte fognaria e la parte, come diceva lei, agricola, come si definisce, poi va a defluire in mare o va dentro a... no, poi questo nel caso specifico va a un impianto idrovoro che butta dentro sul canale che collega il Brenta al Bacchiglione, e quindi va a finire in Bacchiglione. E quindi va al mare? Va al mare attraverso il Bacchiglione. E anche le acque di fognatura, stiamo parlando di fognatura bianca, cioè non della fognatura nera in buona sostanza, no? Ma della fognatura bianca, che è quella che quando la pioggia cade garantisce che il territorio non si allaghi. Ma quanti sono stati? Non ho capito. A Serrazzano Urbano hanno unito le due cose, anche sì. Gli scarichi dei bagni, mi scusi? No, quella fa parte della fognatura nera. Le acque che si raccolgono sulle strade, che si raccolgono dai tetti delle case, cioè le acque cosiddette bianche, vengono trasferite attraverso un sistema di collettamento specifico ai canali di bonifica in quel caso, e non è stata secondo me una scelta adeguata. Senta, quindi per salvaguardare ancora di più Padova e il territorio, oltre a questi bacini che abbiamo sentito c'è nel programma, manca al completamento di quel progetto che lei diceva, mancano diverse cose. E in termini pratici, dove siamo arrivati dall'investimento che era stato fatto dalla Regione, quei 3 miliardi, ad oggi, nei lavori fatti e in percentuali, insomma, più o meno? Ne hanno fatto per circa 800-900 milioni, io credo. Un terzo, quindi? Sì, un terzo, ma restano fuori le grandi opere che erano state individuate in quel piano, no? E quelle dovrebbero essere realizzate. Ma è vero, come diceva il servizio professor Dal Paus, che nelle ultime alluvioni, insomma, un po' si è salvata la situazione proprio in virtù e in merito di quello che è stato fatto? Sicuramente sì. Poi nell'ultimo episodio, quello della cosiddetta tempesta Vaia, credo che ci sia stato anche un contributo rilevante di questo strumento a cui si è fatto riferimento, che è stato messo a punto dai ricercatori del nostro ex istituto di idraulica, i quali hanno realizzato un sistema di codici di calcolo che in cascata, partendo dalla previsione meteorologica, è in grado di prevedere con largo anticipo quello che capiterà nella rete idraulica. Parliamo di una 70 di ore, 72 ore di anticipo, quindi è possibile individuare quali azioni attuare sul territorio in termini di fatto, a questo punto, di protezione civile, per evitare i morti. I morti, i disastri. Senta, per quanto riguarda il Vaia, era inevitabile quello che è successo, cioè quegli alberi sradicati, era inevitabile, quello non è colpa dell'uomo lì, perché tanti hanno dato responsabilità all'uomo anche lì, insomma. Io direi che là è stato un fatto legato alla natura e a come quella meteora si è sviluppata sul nostro territorio. Però il fatto che come conseguenza dei preavvisi e preannunci si siano impedite
certe attività nel corso di quelle giornate, credo che sia stato fondamentale. Ecco, Claudio, lasciamo prima la pubblicità quell'immagine di nuovo, le faccio una domanda da cittadino ignorante poi del sistema, perché tale sono, dunque con lei riesco a capire e a conoscere tante belle cose. Costruiscono una strada, se mi fai rivedere l'ultimo filmato, che prendo occasione e spunto per fare una domanda al professor Dal Paus, la costruiscono al pendii proprio della montagna, è l'unico, eccolo, vai, fermo lì, fai il blocco immagine, ferma qui, c'è la montagna che è proprio perpendicolare, proprio diritta, c'è il torrente. Io mi domando, io correre lì sotto, se viene un nubifragio di un paio di giorni, non correrei tanto in maniera sicura. E in virtù di questo mi domando, proprio nel ragionamento che aveva fatto inizio di puntata, ma chi le costruisce? Gli ingegneri che le fanno? Non sanno a quello che vanno incontro? Se mi domando, professore. Diciamo che l'idraulica è una disciplina complessa che non è molto conosciuta, ecco, e questo è dimostrato dal fatto. Ma ci deve essere qualcuno, mi scusi se mi arrabbio, che deve dire lì non si può costruire, ci dovrebbe essere qualcuno, sì, no? Però gli interessi vanno al di là. Se questo qualcuno non riesce ad opporsi, a contrastare gli interessi... È vero, mi dà ragione, perché poi penso nel ragionamento che ci sono che le guerre ci sono per interessi e quindi si fa tutto per i soldi. Va bene, a tra poco quando parleremo del Mose. Cioè, davvero...